Violenza alla Caritas di Treviso, operatore ferito con un taglierino da un ex ospite, il direttore sospende i servizi fino a lunedì, va fatta una riflessione sulla sicurezza, dice. Maltempo, nuova ondata di grandine in mattinata nella Marca, colpito in particolare Lupitergino Mottense, macchine e colture, si fa la conta dei danni, devastati vigneti e campi di mais. 200 posti a rischio all'Electrolux di Susegana dopo l'annuncio della multinazionale svedese di voler tagliare il 40% della forza lavoro, piano inaccettabile per il ministro Urso, tavolo al Mimit il 25 maggio. L'AVE in azione a Pero di Breda di Piave mentre il proprietario è ad una visita medica, hanno seguito i nostri movimenti, dice, rapina in Villa Selvana, si cercano tracce di DNA. Un anno di zona rossa a Treviso, la questura stila il bilancio dei controlli potenziati tra stazione, via Roma e le zone calde della città, 18.000 identificati, 50 gli allontanamenti, termine il 7 giugno. Una bomber, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste archivia il caso illegale di Albo Zornitta, Maurizio Panizza, il risultato atteso, si chiude un'epoca. Si è chiusa da Picasso a Van Gogh la mostra Santa Caterina, 156.000 visitatori, ricadute per la città di quasi 10 milioni di euro e il sindaco Conte garantisce con Goldin ci sarà continuità. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Questi dunque i titoli, ma subito il sondaggio sul antivirus. Vi chiediamo: secondo voi c'è da aver paura? Sì, 0422 1626691, no 0422 1626690, l'esito questa sera nel corso di A Ring. E allora volontario della Caritas, colpito con un coltello al volto da un ex ospite dopo una violenta discussione, Don Bruno Baratto, direttore Caritas Treviso, ha deciso di sospendere i servizi. L'aggressore è un ex ospite che era stato già allontanato dalla Caritas per il suo comportamento violento. L'altra sera l'uomo, un 28enne del Camerun, ha cercato di entrare in mensa. Ne è nata una discussione con un volontario, un moldavo 35enne. A quel punto il cittadino africano ha estratto un coltello ed ha colpito l'operatore al volto, un fendente che ha provocato una ferita guaribile in una decina di giorni. Questo ci provoca a chiederci come fare in maniera di tutelare il lavoro di 20 operatori, 100 volontari e anche gli ospiti che non c'entrano nulla con questo, per dare un minimo di tutela al lavoro che facciamo, per poterlo fare con serenità come finora. Per cui abbiamo deciso di sospendere i servizi di mensa, lavanderia, docce e servizi igienici. Teniamo aperta soltanto l'accoglienza notturna fino a lunedì, perché vogliamo nel frattempo riuscire a mettere in atto qualcosa che ci dia la possibilità di riprendere con serenità. Lo straniero, dopo aver colpito il 35enne, si è dato la fuga. Sull'aggressione, che non è la prima, sta indagando la polizia. Una decisione, quella di sospendere i servizi, spiega Don Baratto, necessaria ma presa a malincuore. Una decisione per noi pesante. Non ci sia mai stata una sospensione così lunga dei servizi in Caritas, però ci siamo detti che era opportuno proprio per fare in maniera di poter continuare nella maniera migliore possibile. In un comunicato la Caritas spiega che lavorare con persone in situazioni di fragilità è un impegno che dà la soddisfazione di prendersi cura di chi ne ha più bisogno, comporta però anche difficoltà e qualche rischio. Negli ultimi tempi purtroppo vi è stato un aumento di manifestazioni di aggressività tra coloro che usufruiscono dei servizi Caritas in Casa della Carità, soprattutto nell'accesso alla mensa. Con un numero di persone molto alto, da 80 a 100 ogni sera, il rischio aumenta. Aumentano coloro che per motivi diversi si ritrovano particolarmente incattiviti dalla vita o fanno uso di sostanze o hanno scompensi a livello psichico. Rimangono comunque una piccola minoranza, ma i comportamenti di pochi mettono a rischio l'incolumità di operatori, volontari e anche degli altri ospiti. E poi c'è il maltempo con la grandine caduta questa mattina nella zona di sinistra Piave o Pitergino Mottense, strade imbiancate, alberi caduti, vigneti distrutti. Io in 80 anni non ho mai visto una cosa del genere. Sembrava la fine del mondo, una roba mai vista.
La tempesta di grandine si è abbattuta su Meduna alle 9, 20 minuti di vera bufera. Sembrava la fine del mondo, arrivava dal Garda, noi chiamiamo il Garda, non sapevo da che parte guardare, ho fatto in tempo a portare dentro la macchina e si è scatenato l'inferno. Io ho acqua nelle camere, nel soggiorno, in cucina, entrava acqua ovunque perché c'era acqua e grandine. Veniva da davanti, ma dietro ho altrettanto. Era un vortice. Una mattinata da incubo per i cittadini che hanno preso in mano pale e rastrelli per pulire e sistemare il disastro della tempesta. Lungo la strada un albero è stato letteralmente sradicato ed è finito contro il muro di un'abitazione. Vento forte, ma la tempesta che è tremenda. Pareva che lanciassero sassi su tutte le finestre. Non potevo neanche aprire la porta di casa. Tanta paura? Sì, non ho mai visto una cosa così. Mai. Colpita anche la zona industriale, molte ditte si sono ritrovate l'acqua dentro. Il sindaco di Meduna è andato a fare un sopralluogo. Io ho ricevuto un sacco di telefonate di stabilimenti perché la forte pioggia copiosa e la grandine hanno praticamente bloccato le grondaie, i tetti, e l'acqua sia da di sopra e sia che da sotto è riempita. Hanno avuto diversi danni purtroppo. Un altro albero è caduto ed ha bloccato la statale. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per ripristinare la circolazione. Il sindaco di Meduna, assieme ad altri colleghi dei comuni colpiti dal maltempo, chiederanno la calamità naturale. L'appello del sindaco. Segnalate i danni che avete avuto nelle abitazioni, nelle aziende, nell'agricoltura. Colpita gran parte della sinistra Piave, Vidor, Valdobbiadene, Susegana, Volpago e Conegliano, fino all'Opitergino Mottense. Le scorse ore invece grandine e vento avevano devastato la Castellana, oltre alle zone di Trevignano, Villorba, Preganziol e San Biagio di Callalta. A Villorba rimane chiuso il parco via De Bozze del 24 per la caduta di un grosso albero. Il meteo dovrebbe ora dare una tregua almeno fino a giovedì, quando nuovi temporali sono previsti in tutta la provincia. E pesanti i danni anche provocati all'agricoltura dal maltempo. Il maltempo non ha risparmiato i terreni agricoli. A Meduna i vigneti dopo la grandinata si presentavano così, nessuna foglia, tutto distrutto. L'agricoltore di questo campo è stato contattato dal sindaco Pittone, non se la sente di parlare, la disperazione è tanta. Anche a Mansuè alcuni viticoltori hanno riferito di aver perso in modo irreparabile fino al 50% delle piante. Non va meglio a Salgareda. Un agricoltore ci porta nei suoi campi in località Campo Bernardo, 14 ettari a vite, ci spiega, l'80% è andato perso. La sensazione è quella di non poter farci nulla, mista alla disperazione. Questo è il nostro lavoro e la situazione è quella che vedete e che potete riprendere, insomma. È andato tutto distrutto? Quasi tutto, gran parte sì, adesso la stagione è ancora all'inizio, vediamo come reagiranno i vigneti, però grosse speranze penso non ce ne siano. Lavora qui da tutta una vita assieme al figlio, non si tratta più di un episodio singolo, ormai le grandinate così violente sono continue. In questa areale dal 2014, 2019, 2024, adesso 2026, sempre con questa intensità, sono insopportabili per le aziende agricole danni così e con questa frequenza, perché sì l'intensità, ma in 12 anni sono 4 volte ormai. Non vigneti, ma anche il mais è andato distrutto. Abbiamo anche diversi ettari a mais, il quale anche quello è stato praticamente azzerato. Adesso vediamo se ricaccia qualcosa, lì penso qualche speranza in più c'è. Passiamo di zona in zona dove la grandine si è abbattuta, la situazione non cambia. Primo giorno di sciopero, stabilimento Electrolux di Susegana, così come il resto d'Italia, dopo l'annuncio di 1.700 esuberi a livello nazionale, 200 nella Marca trevigiana. Il 25 maggio vertice tavolo al Ministero. Il piano che l'azienda ha presentato ai sindacati è inaccettabile. Il ministro Urso interviene sulla crisi Electrolux a poche ore dall'annuncio shock dell'azienda di 1.700 esuberi in tutta Italia. Sappiamo, spiega Urso, che ha difficoltà in Europa per la concorrenza cinese e che ha già chiuso lo stabilimento in Ungheria. Ma qui in Italia siamo determinati a salvaguardare gli stabilimenti produttivi e a tutelare tutti i lavoratori. Per questo ho convocato il tavolo
il 25 maggio con regioni, sindacati, azienda. Il governo dunque è pronto a fare la propria parte per bloccare il piano di 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. Per quanto riguarda l'impatto sulla nostra azienda, hanno subito messo nero su bianco che tutte le linee che attualmente sono a turno all'8x2 andranno aggiornate, quindi numericamente su una stima nostra fatta intorno alle 200 unità che saranno in esubero. 200 persone sono tante, perché siamo 1200 forse, anche un po' meno, e quindi è una situazione che non si può permettere. Al momento numeri certi non ce ne sono, ma le stime dei sindacati parlano di 200 esuberi a Susegana, dove come nel resto d'Italia i lavoratori si sono astenuti dal lavoro nelle prime 8 ore di sciopero. Già dall'alba di oggi i lavoratori insieme all'RSU si sono presentati ai tornelli per bloccare quello che può essere l'accesso al sito produttivo. I lavoratori hanno aderito in maniera massiccia. Auto davanti ai cancelli per impedire l'ingresso anche dei camion rimasti parcheggiati nel piazzale esterno. E abbiamo pensato di tenere fuori anche le merci, quindi nessun camion entra ed esce, nessuna ditta esterna entra ed esce, proprio perché la fabbrica deve rimanere ferma. C'è chi come Paola Morandin lavora qui da 40 anni e chi come Lorenz Pai è arrivato da poco e teme ora per il proprio futuro lavorativo e personale. Ho un mutuo. Non è facile, soprattutto adesso con gli aumenti dei prezzi, con questa situazione di precarietà. Alla mente torna la grande crisi del 2014. Oggi, come allora, i sindacati incontreranno i lavoratori nel corso delle assemblee, mentre non si escludono altre giornate di sciopero in attesa del tavolo convocato il 25 maggio al Ministero. Saranno richieste che portano ad avere più certezze rispetto a quello che sarà il settore del bianco in Italia. Dobbiamo assolutamente lavorare per mettere in campo nuovi investimenti, per migliorare la produzione e rilanciare tutto il settore manufatturiero. Dalle istituzioni alle diocesi è unanime la preoccupazione per la crisi Electrolux. Stiamo seguendo questa come altre crisi aziendali, abbiamo una delega specifica al tavolo di crisi aziendale che stiamo utilizzando ovviamente per risolvere e prevenire anche in alcuni casi alcune crisi aziendali. Siamo in costante contatto con il governo proprio per andare in questa direzione. La Regione in stretto contatto con il governo monitora la crisi Electrolux dopo l'annuncio di 1.700 esuberi in tutta Italia. Una preoccupazione diffusa per le ricadute sul piano occupazionale con tutti i risvolti che simili ristrutturazioni aziendali potrebbero avere anche sul territorio. I sindacati puntano quanto prima ad un confronto e ad un coinvolgimento delle istituzioni locali, ad iniziare dal sindaco Monteselle che esprime la sua vicinanza ai lavoratori e auspica, come già successo in passato, un passo indietro dell'azienda. Noi siamo con i lavoratori, con le loro famiglie e con chi difende il posto di lavoro, no? e la vitalità economica delle nostre comunità. E noi confidiamo che tutto possa essere superato, sia una piccola tempesta e si possa andare avanti con Susegana che mantiene i suoi ritmi produttivi e naturalmente la sua parte occupazionale. Una crisi, quella Electrolux, che rischia di avere pesanti ricadute anche sull'indotto. L'allarme di Confartigianato Imprese Veneto: a pagare il prezzo più alto non saranno solo i lavoratori, ma anche le centinaia di maestranze che vivono dell'indotto. Aziende della logistica, dei servizi, fornitori storici, senza dimenticare la componentistica. Per Conegliano, che è da tempo denominata l'Inox Valley e quindi un'area vocata alla produzione di componentistica per l'elettrodomestico e per l'inox, avrà sicuramente una ricaduta in termini di volume di componenti e di beni prodotti. Preoccupazione anche dalle diocesi del Triveneto, che si affiancano a quelle di Concordia Pordenone per lo stabilimento di Porcia e Vittorio Veneto per il polo industriale di Susegana. I rispettivi vescovi esprimono solidarietà e vicinanza ai dipendenti dell'azienda in un momento così grave e assicurano che le chiese sono al loro fianco, ricordando che il lavoro è il fondamento della dignità umana e non può essere ridotto ad una mera variante di bilancio. La cronaca con le indagini sulla rapina di Selvana. La questura fa sapere che le indagini saranno lunghe e complesse, ma che un dato di rilievo potrebbe arrivare dal dente che la figlia dei proprietari ha perso mordendo uno dei rapinatori. Si potrebbe risalire al DNA di uno di loro anche attraverso le tracce di sangue che potrebbero essere state lasciate sul pavimento. Altro elemento emerso: i rapinatori
rapinatori hanno lasciato diverse tracce, probabilmente perché nervosi o non avvezzi a certi crimini. Avrebbero commesso diversi errori che la polizia sta esaminando. Infine tutti i filmati delle videocamere di sorveglianza sono stati acquisiti, sia quelli del giorno della rapina che dei giorni precedenti. E ladri in azione in pieno giorno a Breda di Piave, mentre il proprietario è ad una visita, dice: siamo stati seguiti. La moglie è molto provata, stanotte non ha chiuso occhio a nessuno, figlio compreso. Mentre si fa una stima dei danni e di quanto portato via, si deve fare i conti anche con la paura che il passaggio dei ladri puntualmente lascia dietro di sé. Francesco Burgio abita in questa villetta in via Code, in località Campagne di Pero di Breda di Piave. Sulla porta d'ingresso ancora i segni lasciati dai malviventi che hanno inizialmente tentato di entrare in casa da qui. Non riuscendoci si sono diretti verso questa finestra, buttandola letteralmente a terra. Una volta dentro hanno girato indisturbati tra le stanze, mettendo tutto a soqquadro. Disastro in casa, sì, tanti danni più che altro. Ci hanno calpestato tutto, hanno tirato fuori tutto, dai mobili non c'era più niente. Francesco è certo che i ladri seguissero i suoi movimenti. Lui si è assentato per poche ore, il tempo di sottoporsi ad una visita medica. Quando è rientrato ha incrociato l'auto dei ladri, partita a tutta velocità. Pensavo di essere investito qualcuno perché ho sentito dei rumori, in realtà avevano lanciato le scatolette dove tenevamo bigiotteria o qualche anellino. Una Golf grigia, la stessa auto segnalata quella mattina intorno alle 10 poco distante in via Meolo. Una residente ha raccontato di due uomini con guanti neri alle mani intenti a suonare il campanello cercando una persona di fatto inesistente. I due si sono poi allontanati a bordo di una Golf dove ad aspettarli c'era un terzo uomo. Nella casa di via Code i malviventi sono scappati con diversi profumi della coppia, alcuni monili in oro e bigiotteria, disinteressandosi invece degli apparecchi elettronici di valore. Seppur il bottino sia esiguo, l'esperienza ha segnato profondamente la famiglia Burgio. Entrano lo stesso e nel frattempo che tu meno che te l'aspetti, appena si abbassa la guardia o non ci sei, succede questo. Primo bilancio della zona rossa a Treviso. Un anno di zona rossa in centro città ha prodotto oltre 18.000 persone identificate, di cui 7.000 straniere. 50 sono stati i provvedimenti di allontanamento, a carico principalmente di uomini con precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e per spaccio di droga, solo 12 gli italiani. Istituita per la prima volta nel maggio del 2025, la zona rossa venne applicata per 40 giorni nel solo quadrante di via Roma. Il bilancio positivo ha spinto poi la prefettura di Treviso ad allargare l'area anche a Piazza Borse e al quartiere di San Zeno e a prorogarla per altre 2 volte. La prossima scadenza è fissata per il 7 giugno. Intanto nel fine settimana la questura ha fatto sapere di aver identificato altri 400 soggetti, di cui oltre 150 minorenni. Il caso Una Bomber, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste archivia il caso. Possiamo dire che si chiude un'epoca, possiamo dire che si chiude un ventennio di straordinaria sofferenza per l'ingegner Zornitta e la sua famiglia, causata soprattutto da un comportamento ingiustificato e ingiustificabile di un ispettore di polizia che ha tradito il voto che aveva fatto, e questo ha determinato conseguenze davvero drammatiche per lungo tempo. E al capolinea l'inchiesta su Una Bomber. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste, Flavia Mangiante, ha archiviato il procedimento bis sul caso del bombarolo del Nord-Est a 4 anni dalla riapertura dell'inchiesta, nella quale, dopo i risultati dell'ultima superperizia genetica, la procura aveva chiesto l'archiviazione per l'ingegnere Elvo Zornitta e per altri 10 indagati. Un esito tutt'altro che imprevisto, secondo il difensore di Zornitta, Maurizio Paniz. Ovviamente il risultato era atteso perché gli esiti del nuovo controllo sul DNA erano stati totalmente tranquillizzanti, nulla era stato trovato come nulla doveva essere trovato. Dalle analisi della superperizia non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati. I nuovi accertamenti disposti dunque non hanno dato alcun esito utile e in sintesi la motivazione della decisione
decisione della giudice e a nulla è servita l'opposizione alla richiesta d'archiviazione presentata dall'ultima vittima di una bomber. L'opposizione che era stata formulata da una delle parti offese riguardava aspetti molto marginali e che avevano già chiare risposte negli atti processuali, per cui il risultato non è un risultato inaspettato. Una vera pietra tombale sull'inchiesta che neppure in seconda battuta è riuscita a smascherare chi tra il 94 e il 2006 ha seminato il terrore con attentati esplosivi nelle regioni del nord-est. Certamente l'ingegner Zornita si trova più rasserenato e spera che la conclusione di questa vicenda gli consenta di vivere serenamente gli anni della sua pensione. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, giù il sipario sulla mostra Santa Caterina di Marco Goldin, con il sindaco Conte che in conferenza stampa dice che sta già lavorando al futuro per un altro evento curato da Goldin. Il sindaco sa benissimo, il sindaco con cui ho un rapporto cordialissimo, ma sa molto bene che ho tanti impegni e la prossima stagione io la passerò a teatro, fra l'altro venendo anche a Treviso il 26 novembre con lo spettacolo sulla vita di Van Gogh, ma anche in altre città venete. E in tutta Italia davvero, Sicilia, Sardegna comprese, quindi è un grandissimo impegno per quanto mi riguarda, quindi sicuramente non una chiusura, però bisogna considerare anche gli impegni che personalmente ho. Il sindaco chiama, Goldin risponde, per ora è un nì al suo futuro immediato per un altro grande evento in città, ma dati i numeri è prevedibile che il primo cittadino insisterà in modo importante. Numeri che ci riempiono di orgoglio, numeri che ci riempiono anche di responsabilità. E quindi ho già detto che con Marco stiamo dialogando per il futuro, perché l'obiettivo nostro è quello di dare continuità a queste opportunità. Marco è un grande patrimonio della città di Treviso che va in senso buono ovviamente sfruttato. Noi dialoghiamo insieme, collaboriamo, l'obiettivo è quello di continuare insieme e quindi ci guardiamo attorno e capiamo quale opportunità poter cogliere per far crescere la nostra città. A breve presenteremo un altro ciclo di mostre importanti, però non è detto che Marco torni tra 2 anni e quindi insomma i dialoghi che stiamo portando avanti non si pongono paletti di data, l'unico paletto che ci poniamo è quello organizzativo. Nel frattempo il Ministero della Salute ha riconosciuto l'arte come terapia. Una città con più arte è certamente anche una città più felice. Questo dà dimostrazione proprio di come la cultura possa essere un importante vettore per una serie di volani, di elementi aggiunti, che sono sicuramente la parte economica ma anche la parte del benessere dei cittadini, perché poter vedere, frequentare una mostra con questi capolavori sicuramente fa bene anche all'animo, quindi noi siamo estremamente soddisfatti di tutto quanto è successo in questi 6 mesi. 156.000 visitatori in 156 giorni di apertura, con ricadute per la città di quasi 10 milioni di euro, terza mostra più vista in Italia, il bilancio della mostra Da Picasso a Van Gogh. Devo dire che c'è da essere particolarmente contenti. Treviso con questi 156.000 visitatori è stata la terza mostra più visitata in Italia nella stagione espositiva 25-26, dietro soltanto alla mostra su Beato Angelico a Firenze e a quella sugli Egizi alle Scuderie del Quirinale a Roma. Quindi diciamo che anche per quanto mi riguarda, avendo lavorato, questa è la terza volta che torno a Treviso a lavorare, confermare insomma i dati che collocano Treviso sempre ai primissimi posti delle mostre più visitate in Italia. Si chiude la mostra Da Picasso a Van Gogh con numeri record, 156.000 visitatori per una media di 1.000 al giorno per i 6 mesi di apertura di un evento che ha richiesto quasi 2 anni di preparazione, con una ricaduta economica di 10 milioni di euro per la città. E in tutto questo essere la terza miglior mostra in Italia aggiunge soddisfazione personale al curatore, tornato con gli onori del figlio al prodigo. Molto bene i dati italiani, con visitatori da 104 su 107 province, ma ottimo anche il dato degli stranieri e delle audioguide noleggiate. Sicuramente il numero delle audioguide noleggiate è stato incredibile, questo significa 42.000, una cosa pazzesca, e significa che le persone avevano voglia di approfondire questo
questo percorso diverso anche rispetto a uno normale, quindi un percorso a ritroso nella storia dell'arte, che peraltro ci è valso anche il premio del Ministero della Cultura, che ha segnalato la mostra di Treviso come di particolare interesse culturale e scientifico. Molto buono il dato della provenienza estera, alla fine attorno al 10%, e poi davvero 104 province su 107 province italiane, quindi praticamente tutta l'Italia, che a decine o a centinaia o a migliaia di persone è venuta a Treviso per questa mostra. A beneficiare di tutti questi numeri anche il commercio, che si è fatto trovare pronto. C'è anche stata una propensione alla spesa, ovviamente in primis sul turismo, che vuol dire bar, ristoranti e alberghi, e in quota parte anche sul commercio. Ce ne accorgeremo l'anno prossimo quando non ci saranno questi numeri, e lì capiremo quanto sono importanti questi eventi per una città come Treviso. Fondamentale l'apporto dei quasi 20 partners, tra cui Fondazione Marca Treviso, che ha testimoniato un più 9% sugli arrivi turistici in città, concomitante col tempo della mostra. Ma, dicono, serve ancora lavorare ulteriormente sul trattenimento delle presenze. Il 60% dei visitatori ha scelto il biglietto prenotato per tempo, ma notevoli sono state anche le affluenze libere. Infine, un dato da migliorare, quello delle scuole, solo un 8% di presenze, in gran parte venete. Ma, ha detto Goldin, in questo caso hanno inciso le spese di trasporto, che per molte famiglie sono diventate proibitive. Non chiuderà la scuola dell'infanzia San Pio X di San Pelaio a Treviso. Nelle scorse settimane le famiglie avevano manifestato la loro contrarietà alla decisione, che avrebbe provocato forti disagi a molti residenti del quartiere. Comune, parrocchia, diocesi e IPAB hanno lavorato insieme e trovato il modo di tenere aperta la struttura, considerato un servizio fondamentale per la comunità. Sono stati i parroci Don Alberto Piasentini e Don Matteo Andretto a comunicare nelle scorse ore la notizia. La scuola materna è rimasta aperta grazie a operazioni di riorganizzazione interna e a sostegno finanziario straordinario delle diocesi e al coinvolgimento di Comune e IPAB Enea. Fronte al municipio di Ponzano. Quando abbiamo partecipato, come con tanti altri colleghi, alla presentazione di questa mostra nella Loggia Cavalieri, sono rimasto personalmente colpito dalla forza di questa iniziativa, dalle immagini, ma soprattutto dalla gioia dei ragazzi che sono qui presenti, che sono quelli immortalati nelle fotografie. La mostra itinerante Io ci sono apre un altro capitolo dopo Treviso, Silea, Spresiano e Padova, approdando a Ponzano, dove di fronte al municipio sono state esposte le foto di 11 persone che normalmente sfuggono allo sguardo, lontane da una socialità che chiede invece condivisione e rispetto. Questa mostra avviene qui in strada, in piazza, è un'area di fronte al municipio, proprio perché qualsiasi persona la possa vedere e per qualsiasi immagine che rappresenta questi bravi ragazzi e ragazze possa essere un'immagine vivente all'interno della comunità. L'idea di Enrico Colussi, il fotografo, è semplice quanto profonda: ritrarre in un rigoroso bianco e nero i volti di coloro che spesso si sentono invisibili o preferiscono nascondersi agli occhi della gente, paurosi di un giudizio o di un commento che potrebbe ferirli. Il volto non mente, il volto non dice se siamo o meno disabili, siamo tutti solo persone. È un'emozione grandissima vedere tutte queste foto dei nostri ragazzi. Sono le nostre vite, sti ragazzi. Guai se non ci fossero. In ogni città Colussi sceglie luoghi differenti anche per dare valore a ciò che prima non lo aveva. Il fotografo che ha deciso di organizzare questa mostra itinerante in maniera diversa per far capire l'importanza di rigenerazione urbana nei stabili, nei posti magari più degradati anche. Iniziare a fare inclusività con queste bellissime mostre. Questa è la mostra, ad esempio, Io ci sono, proprio per far capire l'importanza che un luogo squallido con questi volti può diventare bellissimo. La pagina ora con le notizie da Belluno e provincia. In primo piano la polemica, il botta e risposta tra Comune e Italia Nostra sul taglio dei tigli di via Feltre. Comune di Belluno e Italia Nostra vanno avanti ciascuno per la propria strada in totale rotta di collisione. Il Comune, con il sindaco Oscar De Pellegrin in prima linea, ha dato il via al cantiere come previsto dal piano di riqualificazione di via Feltre. Italia Nostra non demorde e si aspetta che il TAR blocchi l'abbattimento dei tigli. Il nostro ricorso riguardava esclusivamente al momento il taglio degli alberi, cioè mantenere gli alberi che ci sono già, quindi questi sono lavori dovuti. Non abbiamo nulla da che ridire su questi lavori qui.
Lei ha concrete speranze che gli alberi che ci sono ancora resteranno? Aspettiamo quello che deciderà l'udienza, cioè in Camera di Consiglio, la giudice il 21 maggio. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Nessuna certezza su quello che sarà l'esito dell'iter tribunalizio. Ognuno però è convinto delle proprie ragioni e quella di Italia Nostra è che ulteriori abbattimenti saranno impediti. Secondo noi sì, certo. Noi per quello abbiamo fatto il ricorso, per salvare gli alberi. Se ad avere ragione sarà l'amministrazione comunale, si sa già quale sarà l'aspetto futuro di Via Feltre. Se avrà ragione Italia Nostra, con metà strada con gli alberi e metà senza, come le due cose verranno collegate sarà tutto da capire. Industria 2.0 a Belluno passa anche attraverso la formazione. LUISS Business School, hub veneto delle Dolomiti, nella sede di Palazzo Bembo, si è insediato il nuovo Corporate Advisor Board. La nuova squadra è stata presentata con i protagonisti che si sono confrontati sui temi dello sviluppo dei sistemi produttivi e di promozione del territorio. Probabilmente finalmente Belluno si apre a delle scuole molto importanti, prestigiose. Abbiamo fatto fatica, sì. Abbiamo fatto fatica, ma vediamo che quando riusciamo a portare a casa progetti così importanti, poi su questo territorio c'è obiettivamente molta fame, le cose funzionano. Un percorso che è stato in passato anche travagliato, perché i tempi della burocrazia, del fare non sempre sono compatibili con i tempi dell'industria, perché l'industria oggi chiede velocità, no? Però io devo ringraziare il presidente Abete in particolar modo per averci creduto a Belluno, un piccolo centro che può diventare oggi un grande centro anche per la formazione. Il dialogo costante con il sistema produttivo è da sempre un elemento centrale dell'approccio educativo della LUISS Business School, che assicura un continuo aggiornamento di contenuti e metodologie in linea con le competenze richieste dal mercato. In questa prospettiva, la LUISS Business School promuove un ecosistema integrato di conoscenza, ricerca e innovazione, capaci di accompagnare la crescita di persone e organizzazioni. Noi abbiamo ormai da alcuni anni dedicato attenzione a Belluno, proprio perché sta al centro di una realtà molto viva, quale è quella del territorio e del settore dell'occhialeria in modo particolare. Nella nostra strategia multi-hub, cioè cercare di far connettere luoghi diversi e persone che fanno formazione in luoghi diversi e quindi in realtà economiche e industriali diverse, Belluno rappresenta un po' un unicum, perché noi attualmente siamo presenti oltre che a Roma, a Milano, ad Amsterdam e a Dubai, e quindi Belluno è l'hub più piccolo e più particolare. È davvero tutto, vi lascio ora alla sigla e seguire le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata.